Il centro Furlan di Colonia Caroja, in Argentina, l'ha celebrata Antonio Francisco Roja, presidente emerito dal Fogolare, de ande furlanetati in te cittadute de province di Cordoba, che sabida il 4 di ottobre all'estate onorata dal titolo di Cavalier dall'Ordine de Stelle d'Italia e de bande dal Consul General d'Italia a Cordoba, Maria Luisa La Presa. L'avvenimento si è tenuto a Chiesa Copetti, sede dal Museo de Migrazione Furlane a Colonia Caroja, in presenza dal presidente del Fogolare Emilio Luis Grion e delle autorità comunali. La Repubblica ha voluto riconoscere al dottor Roja il suo impegno per preservare l'identità italiana e la furlanetà in Argentina. Roja nasce nel 1940 a Colonia Caroja, i Beisavons paternis, Giovanni Battista Roja e Margherita Ruppi, e che i maternis, Daniele Cragnolini e Pasquala Daronco, abbandonano in maniera rispettiva Prate e Glemone nel 1977 e arrivano il 15 di marzo del 1978 a Colonia Caroja, col primo nucleo di 70 famiglie emigrati furlanis in te province argentine. Laureati in giurisprudenza e in scienze economiche, è stata titolare di un studio legale, docente in materie amministrativi e giuridiche d'ogni il College Nazionale di Jesus Maria, che è stata anche sindic. Di lungo dei suoi presidenti dal Fogolare è stato realizzato il primo museo de furlanetati in Argentina, il Museo Chiesa Copetti, e gli è stata acquisita la sede sociale dal centro Furlan di Colonia Caroja. Alle tre promotori del Sagre Nazionale de Vendemme, in te cantine suggestive in Modons dal Museo Chiesa Copetti, la comunità furlana e il coro Lidrish hanno celebrato riconoscimenti importanti dal dottor Roja, Sintin li Sosperaulis. Ringrazio per Sosperaulis che hai ascoltato. Veramente sono colpito perché è una efficienza che hai ricevuto voi dal governo italiano tramite l'azione del Consul di Cordoba. Per voi un saluto, grazie tanto l'accoglienza che sempre avete con me e che sono arrivato a Friuli, che porti sempre dal cuore. Grazie a tutti. È stato un successo annunciato che dal Fogolare Furlan Lussemburg, che domani è 5 ottobre la data d'un 140 persone, che tra che svint frus per seconda edizione de feste dal frico in un'atmosfera di ghionde, parfums e tradizioni per da buon furlanis. Il presidente Stefano Milani ha graziato tutti i soci e amici per continue poi il loro entusiasmo, visansi con emozione e tanti impegni che l'associazione ha portato in denante che i futurs. Marta 6-7, il Fogolare all'estate con di più tra i protagonisti dell'incontro culturale, il passaggio dai Langobards in te peninsole italiane, organizzato dal Comité Lussemburg col patrocinio delle ambasciate. Le associazioni rappresentanti le regioni interessate dal dominio Langobard, dopo l'esposizione storiche, hanno potuto esporre i propri programmi all'ambasciatore Carmine Robustelli, al segretario Damiano Rampini e al pubblico. La serata gliela dendevant con la presentazione delle bande delle associazioni dei propri prodotti locali. Il bancut dal Fogolare è stata l'ultima a lasciare la sala, segna l'interesse crescente delle bande delle comunità italiane per nestre regioni. E alle tutte parue, nuovi saltone domani, mandi e buone serate.